Proprietari di cani, fate attenzione perché al kit per pulire i bisognini dei vostri piccoli amici dovrete aggiungere anche una borraccia d'acqua. Se fino ad oggi venivano multati fino a 400 euro i padroncini indisciplinati che non ripulivano le strade dagli escrementi, da lunedì il via ad un'altra ordinanza. L'obbligo naturalmente di lavare le deiezioni liquide dei cani e l'obbligo anche di portare con sé tutta l'attrezzatura per lavare. Basta una bottiglietta d'acqua e questo è sufficiente per non prendere una multa che comunque è stata ridotta al minimo, cioè 50 euro. Problema che emerge specie in centro dove ci sono palazzi di pregio storico. Prima ci sarà un periodo di sensibilizzazione in cui l'amministrazione distribuirà in piazza Indipendenza tra sabato 26 e domenica 27 circa 1000 borracce. Utilizzeremo dei gazebi e avremo la collaborazione di ENPA, ma l'amministrazione comunale poi sarà presente anche in diverse situazioni per distribuire le borracce, sottolineo, a tutti i propri cittadini, quindi non a cittadini provenienti dall'esterno del comune. Il dispenser servirà sia per abbeverare i piccoli amici sia per la lavatura dei loro bisogni. Il tutto rientra nel progetto Treviso Pulita, volto ad educare al decoro e alla pulizia di aree di pregio e zone pubbliche, la cui pulizia straordinaria solo quest'anno è costata all'amministrazione circa 40.000 euro. Treviso è una città che ama gli animali, ha ribadito Manera, portando ad esempio le numerose aree sgambatura recentemente inaugurate, ma è necessario anche adottare accorgimenti nel rispetto del prossimo e di chi la vuole pulita.